Quella cuciniamo insieme ad Andrea, cotoletta alla palermitana. Curiosi? E allora? Amolin in cucina. E allora, la ricetta di oggi è una cotoletta alla palermitana. Di questa ricetta ce ne sono 200.000 versioni, tutte leggermente differenti, quindi variano di qualche cosina. Oggi io, per evitare anche discussioni, vi presento la mia versione, che sicuramente, e questo ve lo posso garantire, è buonissima, nulla da togliere a tutte le altre migliaia di versioni. Iniziamo subito. Dobbiamo avere delle fettine di carne, io in questo caso ho scelto della lonza di maiale, ma nulla togliere nel scegliere pollo o, perché no, anche del manzo. La particolarità di questa ricetta è la sua panatura fondamentalmente, quindi non ci resta altro che iniziare subito facendo questa panatura. Vi avvicinate così riuscite a vederlo molto meglio. E possiamo cominciare una bella bowl, pan grattato al suo interno e mi raccomando deve essere stato di rimacino, ossia il pane fatto col grano duro. No fette biscottate, grissini, quello industriale, andate al vostro fornello di fiducia e ve lo fate fare. Pigliamo un po' di prezzemolo, lo tagliamo nico, significa piccolino, lo teniamo di lato. Poi un po' di erbette aromatiche fresche. Io ho messo del timo, della menta, un po' di origano fresco e i taglio purissimi, nichi. Ovviamente da non sottovalutare chi sono nichi, perché se li lasciate grossolani potrebbero dare fastidio durante la masticazione. Nel frattempo che mi taglio nichi, le nostre erbe aromatiche, invito tutti quanti a mettere il segui alla pagina e a cliccare sulla campanellina, in maniera tale da poter restare sempre aggiornate sulla pubblicazione di nuovi contenuti, ovviamente da parte mia. Per cui se siete curiosi e licchiosi, come diciamo da noi, non esitate a pigiare col ditino sulla campanellina. Finito lo spot pubblicitario per la mia pagina e ho anche terminato di tagliare piccole le erbe aromatiche, le prendo e le vado ad inserire nella bowl insieme al pan grattato. Subito dopo metto pure un bello prezzemolino e poi, cosa che in qualunque versione o variante che esiste la cotoletta palermitana un po' mancare, è l'origano secco siciliano. Lo andiamo a inserire all'interno della modica, poi per chi gradisce ovviamente un mezzo spicchio d'aglio grattugiato, mi raccomando non lasciatelo troppo grosso altrimenti potrebbe bruciarsi e non essere ottimale. Mischiamo tutto bene e via, passiamo adesso alla bella panatura. Olio extravergine di oliva in un piatto o patapoppete e ci andiamo a mangiare una bella fetta di carne. A mangiare, per chi non fosse sicuro, significa bagnare, inzuppare anzi. La trasferiamo nel nostro pangrattato aromatizzato e facciamo aderire bene la muddica. Ah, dimenticavo, un palema la muddica e o pangrattato. Facciamolo 2 o 3 volte pressando con le mani, così siamo sicuri che la panatura resta bene attaccata. Ed ecco qua la bella fetta di carne. Ovviamente fate questa operazione per tutte le fette di carne. Io vi prego di prestare attenzione nel fatto di pigiare per bene la mano sulla carne per far aderire in maniera ottimale la panatura alla bistecca stessa. Questo perché? Perché solitamente nella classica cotoletta, quella per capirci con l'uovo, che può essere per intenderci quella alla milanese, c'è l'uovo che fa da ottimo legante. In questo caso noi abbiamo soltanto dell'olio extravergine di oliva. Se non la pressiamo per bene, magari durante la cottura potrebbe staccarsi la panatura e questo sarebbe un peccato perché andrebbe ad inficiare il risultato finale della nostra squisita ricetta. Per cui non vi costa nulla, una bella pressione per quelle 4-5 volte in cui andrete a panare la bistecca e state certi che la panatura non andrà via. Era una precisazione che andava fatta perché sento dire spesso tra i commenti che mi si è staccata la panatura. Ecco, il motivo sicuramente è questo qua che vi ho appena detto.
Fatto ciò, possiamo tranquillamente continuare a andare avanti con la nostra preparazione. Guardate che bello, ma anche dal punto di vista cromatico è veramente molto ma molto bello e invitante. Adesso che abbiamo finito tutte le nostre fettine di maiale, le abbiamo panate, come avete visto una panatura veramente molto semplice, ma allo stesso tempo gustosissima, potete tranquillamente scegliere se andarle a cuocere su una griglia, su una piastra, su una padella, quindi con l'ausilio dei fornelli, oppure le mettete in una placca da forno, 180 gradi in forno per 10 minuti, al massimo un quarto d'ora, non oltre. Mamma, che sussaporite! Definiamo il tutto con un filo di olio extravergine di oliva sopra e sono pronte per la cottura, come vi dicevo, o al forno, oppure io in questo caso ho scelto una bella piastra rovente. E voilà! Facciamole cuocere nel frattempo. Che fa? Un conto e non ce la va a mettere. Una panina di pomodorini datterini tagliate in quattro. Tutte condite in maniera classica con olio extravergine di oliva, sale e pepe e voilà, ed ecco qua la nostra cena semplicissima e gustosissima. Un filo d'olio a finire e non possiamo fare altro che passare adesso alla prova dell'assaggio. Se il video vi è piaciuto, metti un link e segui la mia pagina per altre video ricette. E secondo voi, dopo averlo assaggiato, cosa possa aver esclamato se non un sontuoso... Beh, dai!